Silver Economy non è facilissimo perché è un concetto che molti autori usano in maniera diversa, ma sostanzialmente è l'insieme delle attività economiche collegate a determinate fasce di popolazione e di età, quelle fasce che stanno aumentando. Stiamo parlando da una parte, per esempio, del periodo tra i 50 e i 65 anni, dove quel fenomeno dell'aumento di quella fascia di popolazione ci pone il problema di come avere al lavoro delle persone più anziane. Dopo i 65 anni, prendiamola come pensionati, l'età pensionabile, il problema è come facciamo ad accompagnare la vita di queste persone, altro è poi gli ultra ottantenni che hanno dei problemi specifici legati al grande invecchiamento. Tutto ciò può essere visto da due punti di vista, che è un po' l'essenza della Silver Economy. Da una parte io ho l'impatto di questo invecchiamento della popolazione con numeri davvero impressionanti, l'Italia è il secondo paese al mondo da questo punto di vista, i problemi che questo pone all'intervento pubblico e collettivo, che vuol dire alle casse dello Stato, mettiamola così, se proprio la vogliamo mettere. E quindi quel pezzo lì è un pezzo che ha a che fare per esempio con la tenuta del sistema pensionistico, con la tenuta dei sistemi sanitari, col tema della non autosufficienza della long term care, col tema del mercato del lavoro, perché una popolazione che invecchia, i giovani, non è detto che troviamo i giovani per fare i lavori che i vecchi lasciano, e quindi questo ha un'implicazione sull'intervento collettivo e sulla finanza pubblica. Dall'altra parte però c'è il fatto che questo apre all'iniziativa economica dei nuovi mercati, perché gli anziani hanno più tempo libero. In Italia, ma anche in altri paesi, la generazione anziana, la mia, ma quella forse anche dei miei genitori, erano quelli che detenevano e continuano a detenere la maggiore ricchezza immobiliare e mobiliare, perché per esempio è un paese di proprietari di case e le case non sono dei giovani ma sono della popolazione più anziana, quindi c'è un mercato della domotica, c'è un mercato della sanità, c'è un mercato del turismo, c'è un mercato del tempo libero, c'è un mercato di polizze finanziarie per la long term care, ci sono tanti mercati che si possono aprire.